Bentornati, io sono appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo parlando di un inverno che non c'è più e quindi le conseguenze vanno a portare l'arrivo di perturbazioni atlantiche che proseguiranno nel corso dei prossimi giorni. Quindi come proseguirà? Notiamo anche dalla grafica, in questo caso con il primo flusso instabile porta qualche pioggia nella giornata di lunedì, ma poi attenzione perché arriva un flusso umido atlantico più attivo. Come vedete la situazione andrà peggiorando. Lo analizzeremo adesso con calma, intanto vi segnalo come la prima decade del mese di marzo si rivela con alta pressione, protagonista, che temperature che saranno sopra la media stagionale, pensate anche picchi oltre i 13 gradi di valori massimi. E quindi l'ottica vede dell'instabilità atlantica relegata più che altro sulle alte latitudini europee, con instabilità invece, pensate, sul Nord Africa molto probabile. E quindi andiamo a vedere cosa succederà. Vedete, nel corso della giornata di martedì giunge questa fase instabile con dei primi piovaschi che avremo già fin dalla mattinata a partire dalle regioni come il Mar Ligure e sulla Alta Toscana, poi si estenderanno anche nel corso della giornata verso il Lazio e la Campania, con precipitazioni qui abbastanza deboli, come arriveranno anche comunque sulla medio-alta Lombardia, e questa è la fase con i piovaschi, la formazione di un minimo depressionario sulla Francia, che poi ovviamente riuscirà a formarsi direttamente sul Mar Ligure per portare della forte instabilità su quasi tutta l'Italia e in questo caso avremo delle precipitazioni meno colpita, vi ricordo, la Sardegna, e con un recupero poi dell'alta pressione nel corso dei giorni successivi. Questa per quanto riguarda la giornata di mercoledì. Guardate come l'instabilità andrà relegandosi soprattutto sul nord-est, precipitazioni anche oltre i 30 mm sulla medio-bassa Val Padana, così anche come sull'Emilia, anche picchi di 40 mm su queste aree come per esempio il Bolognese, l'Emilia in generale, e poi anche sulla Toscana, come vedete, molto più colpito il versante tirrenico dalle precipitazioni e un po' meno la Sicilia, però anche qui vedremo delle precipitazioni, e soprattutto sulla Calabria, quella tirrenica meno colpita, quindi quella adriatica verrà più colpita nella giornata di giovedì. Come vedete, quando lo spostamento del minimo andrà verso la Grecia avremo delle precipitazioni un po' più abbondanti su quei settori, mentre si isola un piccolo minimo, un piccolo nocciolo freddo sulla Danimarca, che porterà una forte ondata fredda che si concentrerà su quegli stati, mentre l'Italia godrà di un clima un po' più piacevole, sempre su valori sopra la media, soprattutto al nord. Come vedete, ultimi rovesci potranno attardarsi nella mattinata sulla Sicilia settentrionale, e in questo caso la giornata di venerdì, ecco cosa vedrà lo sfondamento di un minimo depressionario direttamente sulla Spagna e sul Marocco. Questo minimo, attenzione, potrebbe influenzare anche l'Italia nel corso dei giorni successivi. Un weekend ancora tutto da analizzare e molto incerto, perché se il flusso freddo è instabile con nevicate che andrà ad addossarsi, come vedete, sulla Polonia, questo potrebbe riuscire a collegarsi anche al minimo che potrebbe divenire nuovamente mediterraneo sull'Italia, coinvolgendo soprattutto il centro e il sud Italia, con temperature che caleranno su valori invernali. Questa però io la ritengo un'ipotesi davvero molto bassa. Ci aggiorniamo in corso dei prossimi aggiornamenti. Infatti per il mese di marzo si prospettano caratteristiche più primaverili che invernali. Vi aspetto in corso dei prossimi aggiornamenti.